nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Su sentiu dessa passione de su Signore nostro Gesù Cristo, che oggi semus torrande a nuovo in custuritu de fraternitate. Nos ammentata commente nos podimus unire a pare in sa mattessi punna. Commente podimus facere galu plus forte, custu ligatu, custrintu, sende cristianos o nono, pro nos accurziaremus a su significu prusinnidu de custu sacrificio. Sa passione de Gesù est un momento de morte che si mudata in una nascita. Pezzi in sisettu e in su semenondo de un mondo nuovo, pro bello. Che va che su bene non vi mori mai. Chi è prima de totus pone su umanidade e su rispetto prosos homines, che creatura de Deus, non vi mori mai. E si sa funziones della vita non vi sun prusu, este casa carena e spezzi una parte minore de su chi semus ed è commente semus fattos a primore. S'esempio valete si stima che amus ischiu intregare, valete su buon coro che amus appiu dande cara a sos chi sun accostato nostro, su vicinu, sos istrantos o che addobbiamus. At importu umano, in cale manera semus resessios anche lasciare a banda la tentazione de non dare attento a sos chi sun patinde finza sa innedda dai noi. La sinceridade ad un valore manno quando este dada pro debadas, quando non sapimus de su dolore de sos atros penande su mattessi dolu i soli. La passione di Gesù Cristo nos ammentata che non podimus essere contentos a sa sola. Chi podet essere vizzoso e setto in domo sua, pezzi chi er bonu a aguantare sardoni masanzenas prus desa suas. Pezzi che ischiti a casattare si stranzu, che figura de Deus. Chi er resessit a baiulare sa sfaldina sanzenas. Ca este desumano stato su de penare e de gozare, essende vittima e buzzino, Columbu e Astore. Sa capacità de tornare a vida nova, in soio cottoso e in sol corpo de buste, in su del negondo, in sa sofferenza esistrata, in si scravamento, in s'agonia de salute, e su cammino pro sanare s'aspertas, pro torrare a nos conoscere, pro erimus possolu dai scravamenti, pro intraremus in sa pace de su sepulcro, finzasa a sa resurrezione. Oie duncas, in die de che natura santa, questa comunità de homines e feminas torrat a vivere e ad ammentare, torrat a facere un patto e una promessa, nande chi sosassero ben prima de noi e totus. Torremus andeare piedade e dolu de sos chi amus accostati. Fugamus indifferenze. Gesù Cristo
in salute, in caccoli, sospeccaos de tutto. Giù cristiano, este accasazzadore pro natura, dolimorioso, lastimoso, de custo sentios, faveda sa passione de su Signore nostro Gesù Cristo. A sacrara, quando che lassan a so disizzoso de un popolo malo a domare, che fera mai tatata, i separata a Barabba. Quando lo ponen in mano a desa giustizia de sos homines, vi lo facen da zigotto. E quando, in su mentras, chi fica attendente a sa missione sua de sacrificio, che l'han posto in salute. Su corpus incravau non è spezzi una figura de su martirizio. Est amore che chi s'est incarnau promore de un amore calo pro mano chi l'ha criato. Amore che un'ispada galana contra s'assumave de su mondo. E perisi tottus aian tapiu pensau chi s'amore non vi vale nulla in un bebà cristiano in cui s'amore vale. Así spisso mera, su chi pensamos, è su malucoro, ma in un bebatto uno cristiano, su malucoro non vinca. Siamo turmentados da mermetto de battire in cunza e non si giudica pro su chi balanzamos. Ma in un bebatto uno cristiano, sorbalanzos de questo mondo, sun che annulla e non dan valore per uno a sa persona. È facile assinare il cristiano pro sa tradizione o pro avere, però difficile è agguantare salute che custo in sé per un orpatico. B. Proite sa passione di Gesù Cristo, pro canto l'attorrentamento vare, a se spisso, non è mai la matessi cosa, ma mudata, e si torna a incarrire a maniera differente, in se esperienza, de cale sisiata de noi. In su bilancio che podemos presentare a cudumere magno. Torna a tappicare sostanza, il suo simbolo, che lo sono rappresentante. Gesù Cristo est re, ma est incoronato de spinas. Gesù si fa che turtimo, isterrende sul braccio in salute, proficudo trasto de dolore, che ne vita, si va novo, mudandesi in sienda de amore. Noi camminamos in sombra de Cudaruque, che nos perdona quando vadimos, che nos invita di strada quando perdimos su cammino, che nos mostra si spera cada volta, che nos picca su desispero, che nos fa che tornare a vivere salute, desispero, cada volta che nos intendimos turposos, proso disconsolo. Cuda luce, cuda corona de spina, cudo scravo sun che una mostra de su mondo che ne grabo, che ne buon coro, che ne amore prosos homines, che in cale premura manna si filan so scravos pro liberare il cudo corpus dai su martirizzo che l'andau, che in care cura Ludana a saffrango desa mamma, pro chi si lo può tatittare, che in cale affetto li limpian s'apertas e lo ponen in su lettore, che in cale attento si bitanca salosa che in una bette rocca, pro chi nemoso li possa dare il fado
a su paso suo. Ma chi sta curse Deus, Gesù Cristo, non pasa. Chi este chi Gesù si intende incravau pro cada malesa de su mundo. Cada volta chi sa pizzimia è violata. Cada volta chi sa dignidade desomine, chi è figura e Deus, este vituperare. Cada volta chi considera sa poverezza che un fallimento, cada volta chi sa cultura e sa razza fa che approzzemos. In su mudore, in sos consideros de custa comunidade, de homines e femina, torra da vida sa passione de Gesù, pro accredire chi sa morte de sa carena non è un accabu, ma un incominzo. Custos cravos incravaos, custa corona de espinas, e per isalinna de saluche sun símbolos de speranza e de certeza. Cada volta che semus lamentando questo sacrificio, semus dando indizio de sa vita eterna. Su loco, in uve cada ingiustizia è sanata, cada mortifico in desbocado, cada offesa apatia considerata e cada espero avverau. Gesù Cristo ha accettato di morire, pro chi noi abbiamo potuto tornare a vivere che ne sa doppiezza di un mondo che ne amparos. Como in pedes del Saluche andano Giuseppe di Arimatea e Nicodemo.
Giuseppe e Nicodemo, accurziai bocche come a salute. Imbrinucai bocche, adorai e precai in tre coro vostro su Idde Deus. Pesai bocche, andai innanzi a Samame Deus. Dimandai a essa su permesso pro iscravare da Isaruche su Corpus Santo de su Cristo Divino. Ampilai in sasi scala, pro liberare, anzi, come torrate a vos accurziare a salute. Ampilai in sasi scala, pro liberare su corpo del Gesù, e questo patitulo e vita. Controllare Isabella sia bene posta in sutta e sul braccio di Gesù. Come dogae sa corona de espinas da esa conca de Gesù. A mostrare la su fuoco. Basaela, porriala a sos discípulos che sono in terra. Basaela voi scuro. E come daela a sa Madonna, ponendela in sa conca sua. E come tu Giuseppe di Arimatea, bocca su cravo da esa mano destra de su Signore. Ammustra questo cravo a suo popolo. Basa su cravo e va che lui basare pinza San Nicodemo. Porrilu a suoi discepoli che sono in terra. Basailu voi scuro. E come dailu a sa femmina che lo presentano a sa Madonna, ponendolo in pede suo.
E come tu, Nicodemo, bocca su cravo, dai sa mano sinistra di suo Signore. Basa cu su cravo e fa che lo basare finza a Giuseppe di Arimatea. Porrilo a suoi discepoli che sono in terra. Basailo voi scuro. E come dailo a sa femmina che lo presentano a sa Madonna, ponendolo in piede suo. E su mentre che Nicodemo mantenne s'asca intinua su corpo di Gesù, due, Giuseppe di Arimatea, fala da esistere. E ti che pones in pedes a su crucifisso, provocare su cravo che ha trapassato il suo spede santo. A mostra questo cravo a suo popolo. Basalo. E come dai-lo a sa femmina per lo presentare a sa Madonna, ponendolo in piede suo. Giuseppe di Arimatea, azzudao da sus altros discípulos, boccae como su corpus santus de Gesù da Isaruca. A mostrare con suo corpo maltrattato e che ne vita a suo popolo per l'adorare. Come a curze e bocche a Maria per li presentare su corpus de su vizio suo divino. Come corcae in delicatezza su corpus de Gesù in salettera prosintero.
succamos vidu, succamus assistiu, este susinzale l'animo de un amore che ne lacana, che ne torra conto, che ne convegna sistichias. E simus dai custu locu che los apóstolos in una nova de dare. Amus a guerrare contra su male in soscoror nostros. In soscoror nostros amus a collire si speranza. Amus a battire pace in uve va guerra. Istima in uve va odio. In uve va disisperu amus a battire refranto. Fide in uve non vi credem plus. Compresa resos ateros in uve bat intolleranza. Negozio e comprendindu uve non bat bozza del non comprendere affare. Damus attentus in sospessamentos intimos nostros a su significo umano de custo sacrificio.
Anima di Cristo, santificami. Corpo di Cristo, salvami. Sangue di Cristo, inebriami. Acqua del costato di Cristo, lavami. Passione di Cristo, confortami. O buon Gesù, esaudiscimi. Dentro le tue piaghe nascondimi. Non permettere che io mi separi da te. Dal nemico maligno difendimi. Nell'ora della morte chiamami. Comanda che io venga a te, affinché ti lodi con i tuoi santi nei secoli dei secoli. Amen. O Babbo sovrano. O Babbo sovrano, in sospenosi stare, e sempre non mirare, in amore. O Supremo Signore, il suo nome nostro santo, siate esaltato tanto in cielo e in terra. Gesù, Signore divino, pregate a fis vostro. Adesso della passata, non è la passata. Tiene cuscini, se no lo passiamo. Vengo dall'interno. Di questo momento popolare di fede, di amore, di consolazione, di cultura, di incontro tra uomini,
con esperienze diverse, alla presenza di Cristo crocifisso, il quale porta per l'eternità le ferite di una umanità dolente, facendo diventare le ferite feritoie, attraverso le quali passa la luce della grazia, la luce della tenerezza, la luce della misericordia, la luce del perdono. E quella sua ultima affermazione, paradossale, incomprensibile prima di tutto ai suoi amici, che fino alla fine si sono ribellati alla sua profezia di morte e di resurrezione. Proprio l'amico più generoso, quello che si dà da fare, che si rimbocca immediatamente le maniche. Pietro, che è il soprannome di Simone. Pietro perché è di testa dura, perché non vuole discussioni e come sente immediatamente di fare, di agire. Proprio lui, fino alla fine, dice al Signore: questo non ti accadrà mai, perché c'è il rifiuto di un Messia sofferente, di un Messia fragile, di un Messia debole, rispetto all'immagine di un Messia vittorioso. Ecco, è lui che ci ha accompagnato nel cammino della vita, simbolicamente, in questo tratto che tutti insieme abbiamo compiuto, proprio per ascoltare fino in fondo la parola di Gesù sulla croce di oggi del Vangelo di Giovanni. È compiuto. Proprio quello che da Pilato è stato esibito. Ecce homo, ecco l'uomo. Sì, questo è l'uomo. Questo in verità siamo noi. Lui non si è vergognato della sua umanità. Noi ci ricopriamo, abbiamo bisogno di una maschera non solo per il viso, ma anche di indumenti che possano rappresentare il mistero della divinità. Fino all'anno 1000 il crocefisso veniva esposto nudo, faceva ribrezzo vedere un uomo inchiodato sulla croce, per gli ebrei un maledetto secondo la legge. Eppure Gesù gli dice ai suoi amici, lo dice a noi: una volta elevato, una volta innalzato, una volta issato, attirerò tutti a me. C'è l'elevazione della vergogna alla croce, ma c'è l'innalzamento del Figlio di Dio, l'innalzamento di ogni uomo. Come sapete, come abbiamo sentito, quest'anno ho invitato Marcello Fois. Ho apprezzato prima di tutto la sua umiltà, il suo rendersi disponibile per una cosa che nella fede è molto grande, è molto importante, e esporsi davanti a questo mistero di amore, questo mistero di sofferenza che invoca la pace, che invoca la giustizia, che invoca la libertà, e quanto ha toccato la nostra mente, il nostro cuore. Forse non tutte le parole ci sono penetrate per una comprensione linguistica, ma abbiamo colto l'intonazione, abbiamo colto la passione, abbiamo colto questa testimonianza, chiamo io, di una umanità
c'è l'universalità del Cristo che parla sempre, che si rivolge sempre a noi. Di questo siamo grati al Signore, perché sappiamo che c'è una realtà che prima o poi tocca a tutti, è quella realtà della morte. Ecco, ci sono morti che ci sotterrano, ci sono dolori che ci angosciano, c'è una morte invece che fa scaturire nuove energie, fa scaturire una vita nuova. La lode al Signore per questo servizio dei confratelli del coro Ordia Porca Sangue, proprio per questo coinvolgimento comunitario cittadino, che prego possa essere lo spirito di crescita e autentico sviluppo di questa comunità umana. Durante il percorso, forse non tutti se ne sono accorti, abbiamo concretizzato questo itinerario. È passato un ragazzo con questo nuovo strumento di trasporto, di comunicazione. Sembrava mandato dal cielo a mettere in discussione il nostro equilibrio, la nostra serenità, la nostra cultura, le nostre convinzioni. Forse è stato un gesto e consulto di semplice ineducazione, di semplice mancanza di rispetto. Però è stato bello l'atteggiamento di tutti nei confronti di una persona non serena che aveva qualche disturbo. E quante mancanze di serenità e di disturbi vediamo, affrontiamo ogni giorno. Forse ne siamo anche noi il motivo della tristezza per altri. Chiediamo che questo cammino di fede non solo renda la nostra intelligenza più vivida, ma che dilati la misura del nostro cuore. E adesso nell'omaggio che rivolgeremo al corpo morto del Salvatore, chiediamo che proprio questo toccare, questo essere toccati dalla grazia, faccia di noi realmente nuove creature, ci faccia essere sempre di più figli della luce. Permettetemi anche un ringraziamento a Ordia Nova, che tanto si è spesa per questo momento, e a canale 13 di Sardegna, perché le gioie è bello condividere, non solo i dolori, anche le gioie, perché per chiuderla proprio in modo scolastico, nella filosofia scolastica e nel pensiero teologico scolastico, il bene è diffusivo di se stesso, non ha bisogno di altro, si diffonde da solo. E quando siamo toccati dal bene, quando facciamo il bene, diventiamo noi il tramite di questo mistero affascinante della natura umana, che è fatta per elevare ogni uomo alla gloria dei figli di Dio. E se tutti voi che avete partecipato a questo momento di pietà popolare, discenda la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Benediciamo il Signore. Rendiamo grazie a Dio.
Già qua.